Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Rosolina Mare, piazza San Giorgio a Rosolina. Perché? Perché oggi parliamo di una cosa che sta prendendo molto piede, che è un sasso per un sorriso. Io ho avuto la fortuna di beccarne due. Lo slogan di questa iniziativa è: i sorrisi sono pietre, dipingili e lasciale dove altri possono trovarle. E questa iniziativa, che è diventata virale in tutto il mondo, non solo a Rosolina. L'idea è di un'artista svizzera che vive nelle Marche, semplice quanto rivoluzionaria nel suo messaggio. Si tratta di dipingere sassi e abbandonarli negli angoli della propria città perché siano trovati da qualcuno e poi magari ripostarli in un gruppo Facebook, come per esempio Sei di Rosolina Mare Sì. Tantissime le persone che hanno trovato un sasso qui nella spiaggia polesana e soprattutto tantissimi bambini. Bella, originale, simpatica e creativa, bellissima idea. Secondo Sassolino, però lo rimetto ancora in un altro posto.